Cercasi fabbro. In Shui Nosses del 1934, Olivia, proprietaria di un'officina, dopo aver licenziato Poldo, sempre interessato soltanto agli hamburger, è alla ricerca di un nuovo fabbro. Vedremo quindi gli eterni rivali Braccio di Ferro e Bluto contendersi il posto. Il lavoro di fabbro è difficile e stancante, ma i due contendenti sembrano farlo con estrema facilità. Come possiamo notare, le trame di questi corti di Braccio di Ferro non sono particolarmente profonde, ma la creatività delle gag è sufficiente a sostenere un intero corto e farci divertire dall'inizio alla fine. Il titolo è una variante dialettale di Showing Horses, e cioè ferrando cavalli. Il testo della sigla iniziale fa menzione alla mancanza di cavalli da serrare e rimarca una realtà degli anni 30 che videro il rapido aumento dei mezzi di trasporto moderni che sostituirono l'utilizzo dei cavalli.